Abbiamo cominciato, buongiorno a tutti, con la corale San Bartolomeo di Ballò, questa cerimonia a cui vedo la cittadinanza di Ballò tiene moltissimo. Noi dell'amministrazione l'abbiamo fortemente voluta e intanto perciò ringrazio il coro che si esibirà, canterà per noi anche alla fine, invitando anche i bambini a cantare insieme dopo. Ringrazio perché li vedo qui davanti a me, le scolaresche, i ragazzi e ragazze della scuola Manzoni di Ballò, le loro maestre, la direttrice didattica e le quali hanno voluto, lo vedete dai loro disegni, fare uno studio, un progetto didattico su Tina Anselmi. Le ringraziamo e ricordiamo che questa è una scuola in cui si lavora molto e bene e si vincono anche tanti premi. È appena stato vinto un premio di poesia da questa scuola. Complimenti! Ringrazio anche l'associazione Millennium, qui vicino a me, i rappresentanti dei combattenti e reduci che abbiamo qui e che sono in rappresentanza della delegazione provinciale. Ringrazio ovviamente Don Luciano non per ultimo, che poi ci darà la benedizione, perché come abbiamo più volte detto in molti, questa donna così cattolica e così laica ha saputo creare ponti e mettere tutti d'accordo. E voglio anche ricordare che l'8 marzo, quando io ero un po' più giovane, veniva sempre a Milano e incontrava le donne di Milano, Tina Anselmi, perciò abbiamo un rapporto particolare. Inoltre Tina Anselmi è stata la prima presidente della commissione governativa delle pari opportunità, la prima. Ringrazio anche Rosaldo che vedo qui perché ci ha creato ulteriori connessioni, dimostrando che c'è una comunità solo se si creano relazioni all'interno, se ci si parla e se ci si incontra. Ringrazio ovviamente, poi la ringrazierà la sindaca, la nipote di Tina Anselmi, la signora Emanuela Guizzon, che è con noi, ci fa un grande onore. E ringrazio anche l'amministrazione perché per fare una intitolazione ci vuole un ufficio che avvii la pratica di intitolazione. Non sono presenti perché stanno lavorando, ma l'architetto Bettini lo ringrazio. E poi ci vuole l'ufficio lavori pubblici per la toponomastica, a cui spetta aver fatto questo monumento, questa piccola insegna che è quasi un monumento. E parliamo di toponomastica femminile, cioè un'esigenza che sia a livello nazionale che regionale è molto sentita, tanto è vero che ci invitano ad intitolare le nuove piazze e le nuove strade alle donne. Che questo lo si faccia l'8 marzo, che non è una festa, è una giornata internazionale dedicata alle donne, mi pare significativo. Grazie Ballò e passo la parola alla sindaca Maria Rosa Pavanelli. Buongiorno a tutti e a tutte, davvero grazie, mi unisco ai ringraziamenti della Presidente del Consiglio Comunale e io ringrazio lei per aver coordinato tutte le attività, perché non la ringraziamo mai, ma insomma è una pedina fondamentale della nostra amministrazione perché riesce davvero, e oggi ne è l'esempio, a creare comunità. Mi fa molto piacere che ci siano così tante persone coinvolte e in primis ovviamente i bambini e le maestre, e sono particolarmente grata alla nipote di Tina Anselmi di essere qui con noi, che saluto, Emanuela Guizzon. Siamo davvero contenti perché appunto, come ricordava la Presidente del Consiglio, Tina Anselmi abbiamo avuto l'onore di averla più volte, anche se io personalmente l'ho conosciuta poco, però oggi ci tengo a ricordarla. Voi avete fatto un lavoro importante, magari io ripeterò delle cose, ma credo che in questo momento così solenne sia importante ricordare Tina Anselmi e alcune delle cose insomma, che ha fatto, perché ne ha fatte davvero, davvero molte. Allora, staffetta partigiana, insegnante, sindacalista, parlamentare, ministro, sono le molteplici vite di Tina Anselmi. In tutte però è stata in grado di dare un contributo importante e indelebile nella vita del Paese,
contribuendo a scriverne la storia in molti passaggi cruciali dello scorso secolo, ma anche di questo. Per capire di quale pasta fosse fatta, di quali fossero i valori fondanti della sua etica, bastano i mesi da staffetta partigiana, vissuti a cavallo tra i suoi 17 e 18 anni. Anche per l'epoca era poco più che una ragazzina, eppure decise che così non andava, che serviva anche il suo contributo contro la follia del nazifascismo. E iniziò, prima volta di altri innumerevoli nel corso della sua vita, a cambiare le cose. Dopo quel 26 settembre del 1944, quando con i suoi compagni di scuola fu costretta ad assistere all'impiccagione di 31 prigionieri uccisi per rappresaglia. Capì cosa doveva e voleva fare. Entrò nella Resistenza iniziando a fare la staffetta. Le staffette, raccontiamo ai nostri ragazzi delle scuole, ma io credo che insomma un lavoro lo abbiano fatto, non hanno tutti ancora studiato la seconda guerra mondiale, le staffette erano prevalentemente giovani donne che hanno avuto un ruolo fondamentale nella Resistenza. Aiutavano i partigiani nel lottare contro i nazifascisti e i fascisti per liberare l'Italia. Facevano da collegamento tra i vari gruppi che vivevano in clandestinità, portando messaggi, armi e quanto era utile. Tina, che per essere meno riconoscibile, nel frattempo aveva assunto il nome di battaglia di Gabriella. Percorreva anche 100 chilometri al giorno in bicicletta, consumava copertoni su copertoni, rischiando ogni giorno la vita nel caso fosse stata scoperta. Lo stesso coraggio, la stessa forza li ha poi messi in ogni cosa in cui si è dedicata, a partire dall'insegnamento nelle scuole elementari, a ragazzi come voi, e la stessa propensione ad agire in prima linea, a difendere i diritti degli altri, l'ha riversata nella sua attività di sindacalista, sempre nell'ambito della scuola. Il sindacalista è colui che si occupa di difendere i diritti dei lavoratori, di assicurarsi che lavorino nelle condizioni migliori, che siano rispettati nella loro professionalità e come persone. Anche in questo caso fu straordinaria e innovatrice, contribuendo alla nascita e alla formazione di un nuovo gruppo sindacale, la CISL, che è oggi tra i più importanti sindacati. Contemporaneamente portava avanti la propria esperienza di impegno politico all'interno della Democrazia Cristiana. Un impegno, quello politico, che diventerà la parte preponderante e più nota della sua vita. Una delle tappe più importanti è stato l'approdo, le elezioni in Parlamento nel 1968 a 41 anni. L'altra, naturalmente, il fatto di essere stata il primo ministro donna italiano, la prima ministra d'Italia. Nel 1976 fu scelta da Andreotti per ricoprire il ruolo di ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà a capo anche di un ministero, quello della sanità, anche nel periodo dal 1978-1979, sempre con Presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti. È stata dunque protagonista di altissimo livello e preziosissimo impatto nella vita politica del Paese. Basti pensare che tra gli innumerevoli incarichi e opere contribuì anche alla creazione di un bene prezioso come il Sistema Sanitario Nazionale e fu Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2. Il Sistema Sanitario Nazionale è quello, cari studenti, che vi permette di essere curati quando state male. Quello che vi permette di avere il vostro pediatra, di essere ricoverati in ospedale senza dover sostenere spese altissime. Ciò che permette a tutti noi e a tutte noi il diritto alla salute. La Commissione P2 invece, quella commissione, indagò e permise di capire cosa fosse realmente la loggia massonica P2. La P2 è stata in sostanza il tentativo di alcune persone attorno agli anni 70 di sostituirsi al nostro Stato e di abbatterlo attraverso un colpo di Stato, creando al suo posto qualcosa che ci avrebbe tolto le libertà fondamentali, le stesse per cui Tina Anselmi aveva lottato durante la Resistenza. Se abbiamo fatto chiarezza su quel periodo oscuro della nostra storia d'Italia, lo dobbiamo anche a lei.
Stentano a venire in mente altre persone che abbiano avuto un ruolo di primo piano e abbiano saputo svolgerlo al meglio, con integrità e competenza, così a lungo nella seconda metà del Novecento italiano. E non parliamo solo di donne, ma anche di uomini. E questo è un dato straordinario se parametrato ai tempi, alla condizione della donna che caratterizzavano la nostra società negli scorsi decenni. La misura di questo gap tra generi lo dà proprio uno dei traguardi della vita di Tina Anselmi. Fu la prima donna ministro italiano, ma la democrazia italiana repubblicana arrivò a questo traguardo solo nel 1976, cioè ci sono voluti 30 anni prima che fosse nominata ministro una donna, prima che ciò fosse possibile, oltre che pensabile. Questo dato dà la portata di cosa sia stata capace di fare Tina Anselmi, di quali fossero le sue doti. Tina Anselmi è stata tutto ciò che abbiamo ricordato finora e anche di più. È stata una pioniera dello sviluppo della condizione femminile, in Italia certo, ma soprattutto è stata una figura di primaria importanza per il nostro Paese. Una persona che ci ha lasciato eredità ed esempi preziosi in molti campi. Quindi siamo felici ed orgogliosi che un luogo della nostra città, nella sua regione, che è la regione Veneto, peraltro, d'ora in poi porterà il suo nome e perpetuerà la sua memoria. Davvero orgogliosi. Do la parola giustamente alla nipote. Buongiorno. Vi ringrazio tutti, ringrazio la vostra bellissima comunità che è piena di donne, tra l'altro saranno tutte qui oggi forse, ma vedo tante bambine anche. Mi piace pensare che ho avuto il privilegio di considerare Tina Anselmi semplicemente la mia zia. La prima cosa che penso quando penso a lei è alla mia zia, quella che mi viziava, che mi portava la panna ogni volta che veniva da Roma e si fermava in piazza finché ho fatto un'indigestione pazzesca. Non l'ho più mangiata in vita mia, ma è comunque un bel ricordo perché ero golosissima. La zia che mi ha dato un esempio pratico di come avere il coraggio di prendersi la responsabilità di essere semplicemente se stessi, perché zia è stata semplicemente ciò che era. Si è presa responsabilità verso di sé, verso la sua famiglia quando è mancato il padre, ma la stessa responsabilità la prendeva verso qualunque persona incontrasse. Era una persona che sapeva ascoltare e nell'ascoltare sapeva trovare il punto di incontro con chiunque. Poi era una bambina terribile, non era la brava bambina che stava buona, che giocava tranquilla. Credo che nonna abbia avuto parecchi momenti in cui doveva andare a capire dove era finita zia, cosa stava facendo. E questa inquietudine della mia nonna se l'è portata fino agli ultimi giorni, perché l'ultimo periodo della sua vita è coinciso con l'inchiesta sulla loggia massonica P2, appunto, che forse è stato il periodo in cui zia era più in pericolo, forse ancora di più di quando faceva la staffetta. Mi piace ricordarla personalmente quando eravamo in vacanza in montagna insieme, con lo zaino in spalla e andavamo a fare le ferrate e i rifugi, perché lei è sempre stata una grande sportiva prima, quando era ragazza, e anche dopo. Quando poteva si rifugiava in alta montagna, in qualche rifugio dove fosse un po' impossibile trovarla, con pochi amici e me, perché io sono la più vecchia delle nipoti, quindi spesso andavo via con lei. Queste sono le cose che personalmente mi piace ricordare di più di zia. La cosa buffa, se volete, parlo più che altro ai bambini, è che dopo che è mancata zia ho dovuto andare a studiare la vita di zia. Perché alcune cose erano, chiaramente le sapevo, insomma, facevano parte dei racconti, delle cose che passava. Ma alcune parti della sua vita, magari di quando faceva la sindacalista, eccetera, io non le avevo così chiare. Ma poi mi invitate in momenti così, come dire, piacevoli. Per me è molto bello vedere che viene presa ad esempio. Per me è scontato aver avuto zia come esempio, ci ho vissuto di fianco tutta la vita, quindi non
mi sembra una cosa, non ci penso, no? E invece vedere che è una figura che può veramente richiamare a quelli che sono i valori di base della relazione umana, mi commuove, mi fa molto piacere. Che altro dirvi? Questo è il suo valore per me. Ecco, adesso è il momento delle maestre e dei bambini, insomma, vi aspettiamo qui perché avete o venite qui o da lì, io avrei piacere di avervi qui. Tiratevi di qua. No, me lo dici tu. Allora, intanto buongiorno a tutti. Noi siamo le 5 classi della scuola primaria a Manzoni di Ballò. E i bambini di prima hanno realizzato una cosa speciale in onore di questo grande evento. Abbiamo fatto una poesia per la nostra aiutante Tina Anselmi. Un applauso. I tre cartelloni di Tina Anselmi. Ci sono i nostri disegni. Bene, iniziate a recitare la poesia. Grazie signora Tina Anselmi. Grazie signora Tina Anselmi. Ci hai donato anche se non ti abbiamo conosciuta. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per il tuo impegno e per aver regalato il tuo nome alla nostra piazza. Allora adesso qui c'è scritto, capii allora che per cambiare il mondo bisognava esserci. Anticipo intanto il contenuto. Noi di seconda abbiamo preparato un cartellone con una frase di Tina Anselmi. Capì allora che per cambiare il mondo bisognava esserci. E noi ci siamo! Allora, la classe terza A del plesso Alessandro Manzoni della scuola primaria appunto di Ballò ha scritto una poesia in onore di Tina Anselmi e ha realizzato un suo ritratto. Oggi è un giorno davvero speciale e di Tina Anselmi vogliamo parlare. Insegnante, sindacalista e politica, per noi
Allora vogliamo vivere la benedizione di questa bella piazza, questa targa commemorativa, e attraverso questa benedizione che giunga a ciascuno di voi che siete qui presenti oggi anche la grazia del Signore. Ricordo in particolare tutte le persone che sono qui, tanti genitori, tanti nonni, ecco, e soprattutto voi ragazzi della scuola elementare e anche i nostri piccoli bambini della scuola materna parrocchiale che sono qui assieme, seduti, tranquilli, veramente bravi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio che in ogni tempo, in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno in questa piazza, il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia giungano sani e salvi alla meta desiderata, a te che nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutte e a tutti i bambini. Adesso questo testo che riporta una biografia di Tina Anselmi e che è il risultato di un periodico di più comuni, compreso a Mirano. Uno di questi è presso le nostre scuole e uno lo do a Don Luciano per la biblioteca parrocchiale. Oggi è la nostra giornata. Viva le donne!